che abbiamo fatto di corsa da Copenaghen a Malmo. Sì. 12 minuti in treno. No, 12 minuti in treno. Noi un'ora e mezza, 21 un'ora e chilometri. 40, dai, un'ora e 45. Sì, si chiama Brolopet. Brolopet, vedi? Sì. Ma benvenuto. Il ponte che attraversa l'Oresund. Buongiorno, che piacere averti qui fisicamente a Radio DJ. L'occasione è il tuo secondo libro, che ha un titolo che è abbastanza un classico per uno sportivo, e cioè Adrenalina, però il sottotitolo è My Untold Stories, che sta a sottintendere che nel primo non ci avevi raccontato tutto. Non tutto. E ce n'è ancora da raccontare. Tante cose da dire. Piano piano esce. Allora, nel primo c'era tu che andavi all'Ikea con tuo papà, che dopo tornava. Noi l'abbiamo ripetuta 100 volte. No, sai cosa facciamo noi? La ripetiamo ai nostri figli. Sì. Perché tu li vedi questi qua miliardari con la Ferrari, ma guarda che Ibra è andato a prendere il letto all'Ikea e tuo papà lo portava. Facciamo l'esempio, perché ce n'è una qua fuori Milano, a Corsico. Ok, diciamo, lui è andato a Corsico con suo padre. Poi alla cassa hanno capito che non glieli portavano a casa. Il padre ha portato il letto e lui ha portato la sedia, e tu mi rompi i coglioni. Quindi la prima domanda è: quando diventi il padrone dell'Ikea? Non lo so. Per chiudere ho speso il cerchio. Tanti soldi in Ikea, un piccola quota ci sta. Bravo. E vale per tutti e non solo per gli svedesi. Allora, questa intervista durerà più o meno 3/4 d'ora. Sei qua prigioniero fino alle 11. Tranquillo. Un'intervista è una specie di partita, no? Dove tu sei l'attaccante e noi siamo i difensori. Contrario. Esattamente. Allora, sai perché volevo citare questo meccanismo? Perché volevo chiederti se fai ancora quello che si diceva tu facessi quando cominciavi a giocare, cioè dicevi a chi ti marcava: come vuoi giocare? Vuoi giocare duro, vuoi giocare pulito, o vuoi giocare tenero? Come vuoi, non c'è regoli qua. Ok, ma lo dicevi davvero? Sì, dipende dalle domande, perché provo sempre a essere me stesso e poi dopo l'intervista si vede se andava bene o no. Dipende da giornalista. Senti, dove hai imparato a fare lo show business, a fare lo show? Perché lo fai bene, insomma. No, non credo che faccio apposta, invece è una cosa che faccio naturalmente. Non dico in campo, sto dicendo fuori. No, in campo è un animale, fuori in campo mi sono appena svegliato, allora sono tranquillo. Ok. No, ma secondo me trovi il tuo modo di fare le cose, poi sono bravo di fare non show, però parlare in fiducia, perché credo in me stesso, e poi uno che parla tanto deve dimostrare anche in campo. Certo. Tu hai giocato soltanto un anno a Los Angeles, no? Due anni. In America chi fa lo sportivo deve saper far parte del mondo dello spettacolo. L'ho capito veloce. E lì avrai un pochino implementato, come diciamo. Sì, ho fatto qualche show là, e poi in America piacciono questo show fuori campo che uno può fare marketing, perché è importante per loro. E allora andavano bene e mi mandavano sempre in questi talk show, nelle interviste. Jimmy Kimmel, James Corden con i marshmallow in bocca. Cioè, capisci? Io non lo so. Chi te l'ha chiesto? Lui? Lui ha chiesto, e poi lui. Prima di programma giorno prima hanno chiesto di mandarmi le domande, invece non mi va, mi piace più istinto e impulsivo le cose, perché così la risposta è più naturalmente, non è programmato. Certo, anche perché se devi ripetere una risposta non ti verrà mai in maniera poi sincera. La risposta è programmato, poi devi memorizzare questi cose, non mi va, mi piace spontaneo. Certo. Così attacchi o difendi. Tornando a quello che ti dicevo prima, no? Cioè del tuo rapporto con i difensori. Com'è adesso il rapporto con i difensori? Oggi è tranquillo, prima era più una bomba, non si sa cosa succederà, se perdo pazienza o se sono sotto controllo. Ero più giovane anche, adesso è più, lo uso un po', così metto la temperatura bassa e mi concentro su cose che devo fare. Ma loro ti accorgi che hanno un po' soggezione di te, specialmente se il difensore è giovane. Magari adesso sono anche molto grossi i difensori, no? Perché mediamente i calciatori sono cresciuti di fisico. Però oggi hanno molto più rispetto per me. Vedi. Prima era un altro tipo di difensore, mi puntavano, mi attaccavano, oggi aspettano un po' perché non sanno cosa si aspetta di me, ma è un altro tipo di difensore oggi.
c'è qualcuno che da vecchia generazione, tipo Chiellini, mi porta dietro qualche anni, però altri sono ancora in fase. Però credo vi stimate con sì, no, cioè, in un modo vedi uno, sì. Quando tu vedi uno poi mi piace quando c'è un po' di guerra, così mi sento vivo. Se tu fossi un arbitro, c'è scritto sul libro, se tu fossi un arbitro quanto fischieresti? Non tanto, perché mi piace duelli, poi il calcio è un sport fisico anche. Certo. Poi quando hai giocato in Inghilterra, dove lasciano più aperto il gioco, è un altro tipo di modo di giocare. Per quello non fischio tanto. Com'è questa cosa che fra tanti campionati in cui hai giocato alla fine hai messo radici qui in Italia? Perché tu hai giocato 4 anni a Parigi, 2 anni in America, 2 anni in Inghilterra, credo a Manchester, e 1 anno a Barcellona, dove non hai avuto una storia particolarmente divertente, però i tuoi gol li hai fatti lo stesso anche lì. Ma è qui in Italia che ti senti? Qui in Italia è il paese che ha aperto le porte per il mondo calcio, che mi ha fatto inventare chi sono oggi, e sono molto ringraziato di Italia, perché tutto è iniziato in Italia. A tutto rispetto Olanda, però Olanda secondo me è una scuola di talenti che ti porta nelle stage top come Italia. Poi ho speso tanti anni qua e ho sempre detto Italia è come mio secondo casa. Ormai Svezia primo e Italia. Sì. Tra l'altro tu sei arrivato in Italia dopo gli europei del 2004. Sì. Dopo averci eliminato con quel colpo di tacco, giusto? Sì. Ti ricordi? Sì, me ne ricordo uno. Nessuno sapeva chi fosse. Quello me lo ricordo, e credo uno anche all'Inter forse ne hai fatto di tacco, di gol. Sì. Davvero no? Passaggio di Adriano. Pazzesco. Sì, pazzesco. Era bel gol. Sì, dopo europeo c'era Juventus che mi ha portato, storia di Moggi che mi ha portato in Italia, e da lì è partito. Come gli avrà detto Moggi? Allora tu devi venire a giocare nella Juventus, secondo me tu devi venire nella Juventus, ho già parlato con Mino, stai tranquillo, facciamo tutto, vieni qua, stai bene, fai quello che ti pare, va bene? Poi è arrivato al Milan e lì è arrivato Gattuso. A te ti devo spaccare la testa prima o poi, non ti devi preoccupare, la prossima volta che mi metti nel bidone a testa in giù ti spacco la testa. Ma è vera questa storia? Dio, è vera. Cioè l'hai preso dai piedi? Sì, al fine, perché dovevo girare. No, Gattuso è una grande persona, uno che mi stimolava tanto, mi caricava, e poi ha una mentalità che mi piace tanto, perché ogni volta che entra in campo è 200%, e quello è anche mia filosofia, perché come ti alleni e come giochi le partite. Non mi ricordo se la domanda era a Gattuso o a Ibra, e gli chiesero: hai caricato Ibrahimovic? Una cosa del genere. Okay. Ma che caricato? Quello è già carico, bisogna calmarlo prima delle partite. Ma le senti ancora tanto le partite? Sì, ho visto l'altro giorno a mio compleanno che mi ha fatto una sorpresa di presentarsi, e mi mancava da tanto, perché prima di compleanno ho visto partita Napoli-Milan, era in panchina, ma non è un momento di parlare di tutto, invece a compleanno ho parlato. E voglio sapere però se prima di una partita senti anche il momento. Con no. Senti la tensione, l'adrenalina, giusto per rimanere in mi carico, però ho molto più esperienza adesso, lo so cosa mi serve per caricarmi, sono molto concentrato, entro nel mio mondo, e da lì poi ho una responsabilità di fronte ai miei compagni anche. Sì, ma infatti volevo chiedere questo. I ragazzi più giovani ti guardano nei momenti un po' di difficoltà, cercano in te la sicurezza? Sì, perché sono uno di quelli che parla in spogliatoio e anche in campo, così prendono, come si dice, di feedback da me, e si sentono protetti in un modo o in un altro, però un giorno devono prendere anche responsabilità loro e crescere e andare avanti. Sei orgoglioso di aver fatto crescere qualche giocatore?
Cioè tipo, non lo so, a Leao l'hai convinto tu a correre? No, mi sa che si è convinto da solo, non è arrivato da me. Posso dire, la cosa straordinaria di questo libro è che è l'unico che non ha paura di dire le cose, cioè sono scritte. Cioè Leao, cazzo, non corre, cioè, non correva, però non correva. Ho provato in un modo e in un altro e non trovavo contatto con lui mentalmente e altre cose, perché con ognuno ho trovato una punta dove posso spingere il giocatore, invece con lui non riuscivo. Però in questo anno in pre-season, pre-campionato, ha fatto tutto da solo, è esploso e è partito da solo. Alex, facciamo di altre squadre che ce l'hai con lui e tu li metti. Io propongo, persino quelli del Napoli dovrebbero amarlo, perché voleva andare a Napoli. Vero? Cioè, Vero? Era già fatta. Ero in America e Mino mi diceva che devi tornare in Europa a giocare, Italia che è tua seconda casa, e poi a quel momento c'era il documentario di Maradona e ho visto immagini di tifosi quando ha vinto in città, era una roba incredibile e a questa età mi serve adrenalina per andare avanti e ho detto questa adrenalina è cosa che mi può portare più avanti. E ho parlato con Napoli, Mino ha fatto tutto e il giorno che dovevo firmare ha mandato via Ancelotti. Allora, e tu stavi già parlando sì, no, era già fatto. Il giorno che devo firmare è il giorno che hanno mandato via Ancelotti. E tu ti sentivi garantito dal fatto che ci fosse lui, no? Sì, perché parlavo tanto con lui e mi parlava per non convincere, invece di parlare come voleva le cose, così, come la città, come ti vedeva in campo, sì, tutte queste cose che avresti avuto, standard. E poi il giorno che ha mandato via mi ha dato insicurezza, ho detto non lo so come andrà adesso, e da lì ho fatto un'altra scelta, poi sei venuto al Milan. No, la sottovaluti un pochino, perché un giocatore che ha un incidente come il tuo al ginocchio e al bicipite, si distrugge praticamente il ginocchio destro a Manchester, e avevi già 35 anni, recuperi dal ginocchio, vai a giocare nei Galaxy a Los Angeles. Chi pensa in Europa? Cosa si pensa? Vabbè, a fine carriera. Va a fine carriera, va a svernare, va a prendere gli ultimi soldi e finita. In realtà tu fai 2 anni a Los Angeles e torni a essere competitivo in Europa. Sì. Non l'ha mai fatto nessuno questo. Non lo so, ma secondo me è tutto mentalità, perché quando è successo l'infortunio hanno già giudicato che è finito, carriera è finita, 35 anni, non tornerà mai. E tutto questo nel mio carriera, quando dicono queste cose mi carica, mi dà, è come mettere benzina sul fuoco e da lì mi metto con obiettivi di tornare. Hai detto alla tua famiglia, voi andate, io devo farmi un culo così adesso. Non volevo che c'è disturbo o altre cose nel testa, invece era solo di tornare forte e giocare. Poi non si sapeva come andava, invece è andato bene. Senti, ci sarà un futuro per il calcio americano o sono troppo lontani loro? Il loro modo di intendere il calcio? Secondo me è di calcio americano, è tanto di marketing, tanto di pubblicità, non è di base, di talento, di far crescere e creare un giocatore, invece vogliono fare tutto in boost e così è difficile. Poi i regolamenti in America è difficile. Ma giocano a calcio sul serio loro? Ho fatto vedere io in 2 anni come si gioca a calcio. E poi quando è andato via adesso sono tornati a guardare baseball. Esatto, ora potete tornare a guardare il baseball. Ora me ne vado. Calcio per 2 anni, adesso sono tornato di baseball. È vero che quando eri a Los Angeles andavi in spiaggia, eri più tranquillo dal punto di vista della vita privata, perché è uno sport minore, possiamo dire, il calcio, no? Molto. E quindi andava in spiaggia e giocavi a pallone coi ragazzini, coi bambini, e i bambini lo guardavano e dicevano: minchia, bravo questo a giocare a pallone. Mi hanno invitato di giocare ogni domenica. Facevano calcio ogni domenica e tu hai chiamato Mino. Sì. Poi era bello perché mi sentivo
più uno di tanti. Certo. Potevo andare senza maglia e così e sentirmi normale. Invece qua in Europa è un'altra storia. Senti, com'è stare qui da solo e avere la tua famiglia lontana? Non è facile. Non è facile. Perché poi tu sei uno molto legato alla tua famiglia. Molto. È 20 anni che siamo insieme, mai diviso, e questo. Però la storia è che dovevo fare in Italia, Napoli, 4 mesi, vincere scudetto e poi tornare con famiglia in Svezia. Invece è andato bene. Non so se avete capito, fare 4 mesi, vincere scudetto e poi tornare in Svezia. Così ho fatto mio, ma è andato bene con Milan. Ho allungato il contratto, ho fatto un po' ego là perché non ho parlato con lei per dire che voglio continuare, invece ho detto con vado sua moglie. Sì, invece sono andato su passione, perché ho questa paura ogni volta che si avvicina di ritirarmi o smettere il calcio, prolungo il carriera, così almeno continuo a giocare. Però se leggerete il libro si capisce che ha un obiettivo futuro, cioè diventare, come dire, qual è la mansione? Direttore sportivo, cioè quello che decide gli acquisti e poi va nello spogliatoio, se qualcuno non fa quello che lo appende al muro. Ma sai, lui ha avuto Moggi, più o meno come oggi lui avrà avuto, cioè Moggi avrà avuto tanti difetti, ma quando faceva sentire la sua voce nello spogliatoio era molto efficace. Allora, tu mi hai rotto e lo stesso anche Galliani, credo, tu mi hai rotto i coglioni perché non corri e tu devi correre, ragazzo. È colpa di loro, perché loro hanno creato questa persona di mentalità. No, ma secondo me per prendere devi dare qualcosa, e questa è la mentalità. Quando entri in spogliatoio c'è 1 ora, 2 ore di allenamento, di là devi dare tutto, poi dopo di allenamento scherziamo. Senti, tu sei professionista ad alto livello dal 1999, quando hai cominciato con l'Ajax, no? 2 anni lì e poi tutti gli altri che sapete, quindi sono 22 anni che tu giochi ad altissimo livello. Hai visto passare tanti altri fenomeni, perché uno come te non ha mai vinto il pallone d'oro? Non lo so, questo non dipende da me, io gioco e non l'ho vinto, non l'ho vinto Champions League, però quello è diverso, perché la Champions League può essere anche fortuna, una serie e poi è la squadra che la vince, no? Può essere, però dipende come guardano le cose. Come Messi ha vinto adesso il pallone d'oro, hanno detto che Lewandowski meritava più. Non lo so, non è una cosa che mi ferma o mi dà lamento. Era bello vincere come Champions, come dicono che non lo vincerò mai, tabù, bla bla bla, però non cambia la mia carriera e non cambia la qualità individualmente. Ho avuto fortuna di giocare con grandi giocatori, grandi squadre, ho avuto fortuna di visitare differenti paesi, imparare lingue differenti, e poi ho vinto.